2 giorni per conoscere i luoghi più belli. Il Fondo Ambiente Italiano apre le porte di 9 luoghi speciali in provincia di Agrigento. Omicidio colposo, e questa l'accusa nei confronti di un 34enne che in Belgio ha investito e ucciso 6 persone. 14enne emigrato tenta di abusare di una ventenne di Canicattì. Continuano le manifestazioni di solidarietà in favore dell'Ucraina. A Palermo appuntamento con Confagricoltura, appuntamento sulla legalità all'Istituto Pirandello di Porto Empedocle, oggi giornata dell'acqua. Domani big match da non perdere a Ravanusa, a porte aperte il derby tra Canicattì e Akragas, le squadre in testa alla classifica del campionato di eccellenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Tornano le giornate FAI di primavera, 2 giorni per conoscere i luoghi più belli e meno conosciuti della provincia agrigentina. In occasione della trentennale, la delegazione FAI di Agrigento, il FAI Giovani e il Giardino della Colimbetra hanno organizzato 9 aperture speciali. Giovanna Neri. 30° anniversario delle giornate FAI di primavera, un'opportunità per riscoprire i siti che non sono normalmente fruibili, ma anche un'occasione per riaccendere la speranza. Assolutamente sì, proprio riaccendere la speranza, indicare la luce oltre la pandemia, oltre la guerra e anche oltre la crisi climatica. Abbiamo 1000 giovani che nelle strade saranno con noi e accompagneranno anche i visitatori tra Agrigento e Favara. Questo è un passaggio importante perché vogliamo investire sulle nuove generazioni. Tra i beni aperti, 10 tutti eccezionali, mi piace citare sicuramente l'alloggio prefettizio e la Scala Reale nel palazzo in cui siamo, e poi ancora salire verso la questura in maniera tale da vedere il museo che racconta un po' la storia della Polizia di Stato ma anche del palazzo Beppe Montana, e poi ancora saliamo verso il centro storico, il palazzo della Camera di Commercio, il Circolo Empedocleo, per poi scendere verso il Giardino Botanico, un'altra apertura eccezionale legata al libero consorzio, e ancora scendiamo verso la Colimbetra e poi con il treno storico raggiungeremo anche il Tempio di Vulcano. Questo per parlare di Agrigento. Spostandoci poi a Favara, il museo legato al barone Mendola, che era in contatto anche con Charles Darwin, e poi anche il volto di Sofia che troviamo all'interno del castello e ci riporta a 6.000 anni fa, e ancora i Human Forest per parlare di ambiente, il Palazzo Miccichè legato alla Farm. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare, a iscrivervi ovviamente anche al FAI. Saranno giornate eccezionali, 26 e 27, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Giornata FAI di primavera, fruibile anche il Giardino della Colimbetra, cosa ci aspetta? Vi aspetta innanzitutto un giardino colmo di frutti. Le giornate di primavera cadono nella stagione in cui il giardino veramente mostra il volto più bello, è colmo di agrumi che ricordiamo sono tantissimi, antichissime varietà, e al giardino vi aspettano esperienze chiaramente all'aria aperta, quindi laboratori per bambini, la visita di cui ci parlerà Giuseppe Ropilato sul racconto, sul recupero del bene, ed infine la visita negli ipogei, i nostri percorsi sotterranei che uniscono il giardino a Porta Quinta, e quindi le attività sono tante. Dobbiamo innanzitutto riappropriarci dei nostri spazi. Il percorso suggerito è un percorso nel tempo e nello spazio, direi, nel senso che racconterò come è nata questa iniziativa, il coinvolgimento del FAI e come un sogno che avevo elaborato tantissimi anni fa, grazie al FAI è diventato una realtà importantissima per tutto il territorio. Il giardino naturalmente è tornato dopo 20 anni a splendere e il significato di questa visita è proprio celebrare 20 anni di lavoro, di passione che tutti quanti noi abbiamo versato in questo luogo che ha recuperato la sua bellezza, ma come diceva Federica prima, anche la sua capacità produttiva, quindi un giardino bello e carico di frutti, quindi estremamente utile. Sarà quindi un racconto di come la bellezza è stata recuperata e sarà l'occasione per ritornare a viverla dopo 2 anni di lontananza tra le persone e questa terra, questi alberi che noi abbiamo così tanto recuperato, con tanto amore recuperato,
torniamo al Giardino della Colimbieta, torniamo a vivere questo sentimento di bellezza straordinario, specialmente in questo periodo, che è davvero aggravato dalla pesantezza di una guerra terribile che ci rattrista tutti quanti. Ritroviamoci quindi in questa bellezza per resistere anche alle brutture del nostro tempo e guardare con fiducia al futuro, un futuro di pace. Omicidio colposo, è questa l'accusa formalizzata a margine di un interrogatorio fiume durato diverse ore a carico di Paolo Falzone, 34enne belga ma di origine agrigentina, alla guida della BMW Serie 5 con cui domenica all'alba ha travolto una folla di persone radunata per il carnevale uccidendone 6. Il conducente del bolide killer resta in custodia cautelare. È stato invece rilasciato ma accusato di omissione di soccorso Nino, 32enne, che durante il tragico schianto si trovava seduto accanto al posto di guida. In un primo momento si era erroneamente creduto che tra i due ci fosse un rapporto di parentela, ma la circostanza è stata chiarita via social da una cugina di Paolo. Quest'ultimo è originario di Grotte, mentre i genitori di Nino sono nati a Comitini, paese di poco più di 1000 anime nei pressi di Aragona. Ed è proprio da queste comunità, soprattutto negli anni 60, che moltissime persone hanno raggiunto la Louvière in cerca di lavoro e fortuna. Il comune di Aragona, per tale motivo, è gemellato con la cittadina belga e ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali delle vittime. Emergono dunque nuovi e significativi dettagli sulla strage avvenuta in Belgio, ma i cui protagonisti sono quasi tutti italiani, dai presunti responsabili alla metà delle vittime. Paolo Falzone è stato sentito per tutta la sera dal GIP, a cui ha confermato di trovarsi alla guida del mezzo, ma di essere sotto shock e di non ricordare molto. Non capiva cosa ci fosse di fronte a lui e ha sentito esplodere i finestrini e sentire le persone urlare, ha riferito il suo avvocato. Gli inquirenti hanno ricostruito gli spostamenti effettuati dai due Falzone fino al drammatico epilogo, culminato con la morte di 6 persone e il ferimento di almeno altre 27. Paolo e Nino erano stati in discoteca e avevano appena lasciato a casa un amico. Il più giovane era consapevole di non poter guidare, avendo bevuto qualche bicchiere di troppo, mentre Paolo si era messo alla guida. Il test dell'alcol effettuato su di lui ha rilevato un leggero tasso alcolemico. I risultati di ulteriori accertamenti, quali ad esempio le analisi del sangue, si conosceranno nelle prossime ore e saranno decisivi per avere un quadro più chiaro della situazione. Resta da capire anche cosa emergerà dalle verifiche sull'automobile e sull'eventuale presenza o assenza di tracce di frenata. Al momento l'unica certezza inconfutabile è la passione di Paolo Falzone per le auto e per l'alta velocità. Nel 2017 gli era stata sospesa la patente di guida per quasi un mese per violazione del codice della strada. Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno eseguito un'ordinanza di custodia nei confronti di un 14enne del posto per i reati di violenza sessuale, violazione di domicilio ed estorsione nei confronti dei genitori. La vicenda ha come protagonista un minorenne che è stato posto in comunità Loggia in provincia di Caltanissetta. A denunciare l'accaduto è stata una ventenne di Canicattì, presunta vittima della tentata violenza sessuale. La giovane avrebbe raccontato ai poliziotti dell'irruzione in casa del 14enne che quest'ultima avrebbe tentato un approccio sessuale fin da subito rifiutato dalla ragazza. Gli investigatori, così gli inquirenti, hanno raccolto e ricostruito quanto detto dalla ventenne, ma sono ancora al lavoro per esaminare ulteriori dettagli di una vicenda delicata. Al giovane viene contestato anche il maltrattamento alla madre e una richiesta di denaro inoltrata a quest'ultima. La transizione dell'agricoltura siciliana, imprese e politica a confronto. L'evento oggi a Palermo organizzato da Confagricoltura. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Importante convegno regionale oggi sull'agricoltura organizzato da Confagricoltura su tematiche sicuramente di grande interesse. Dove va l'agricoltura? Ma senta, questo è quello che i nostri imprenditori oggi chiedono al mondo della politica. Sono presenti tantissimi imprenditori da tutta la Sicilia, ognuno per comparto. Sono altrettanto presenti gli assessori regionali al ramo, l'agricoltura, l'assessorato alle energie, l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato al bilancio e all'ambiente. Quindi ecco, gli agricoltori vogliono le risposte, c'è il presidente Musumeci, c'è il sottosegretario Cancelleri. Sa, in Sicilia ancora abbiamo il problema delle
della viabilità. Spesso si parla di innovazione, si parla di tecnologia, si parla di strade del vino, ma non possiamo arrivare nelle nostre campagne. Questo è l'argomento, tra gli argomenti che oggi verranno affrontati dalla nostra classe imprenditoriale, dai nostri dirigenti, sperando di avere un futuro migliore in un'agricoltura che è sempre più sofferente. Oggi più di prima, considerata ahimè la guerra che c'è in Ucraina, che ci ha fatto scoprire che poi alla fine non siamo indipendenti, anche da un punto di vista alimentare. Quindi forse un ritorno alla nostra sovranità alimentare credo che sia il caso. Ci siamo accorti, si sono accorti, gli faremo notare che le politiche comunitarie messe in atto a oggi hanno solamente penalizzato la nostra agricoltura siciliana. Se lei immagina che la Sicilia era il granaio d'Italia e oggi dipendiamo dall'Ucraina per il grano. Oggi giornata mondiale dell'acqua, l'acqua è un fattore vitale importante per l'agricoltura, purtroppo da dati recenti il Sud spende poco e spende male in merito alle risorse idriche. Anche questo è un argomento che oggi tratteremo, anche se le devo dire che il governo Musumeci ha proprio fatto lo scorso mese un mando sui laghetti, quindi è un primo segnale importante. Speriamo che incrementino la dotazione finanziaria per premiare tutte quelle iniziative imprenditoriali volte a recuperare l'acqua caduta dal cielo, che altrimenti si perde come si è perso, perché sa, quando piove, proprio perché non c'è la reggimentazione delle acque, lo abbiamo visto questo inverno, l'agricoltore poi subisce anche danni. In estate poi c'è il problema della siccità, quindi andare a creare delle strutture, delle infrastrutture che captano l'acqua nel periodo giusto e la possono rilasciare agli agricoltori quando. Senatore Giuseppe Ruvolo, oggi qui a Palermo, a Mondello, al convegno di Confagricoltura, ha voluto ricordare le tante problematiche in una giornata importante, quella mondiale dell'acqua. Sì, ho colto questa occasione. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua. L'acqua è vita, l'acqua è speranza, l'acqua è agricoltura. Senza l'acqua non si va da nessuna parte. Però il quadro è drammatico. In Italia si perde nelle reti il 44% del liquido introdotto, in Sicilia addirittura oltre il 52%. Questo ci deve fare riflettere, perché l'acqua serve per l'agricoltura, serve per gli usi potabili, ma serve soprattutto a dare speranza ai giovani. Perché ai giovani? Perché senza acqua non c'è agricoltura di qualità. Questa è la battaglia che io invito a fare a tutti coloro i quali hanno responsabilità. In questa occasione presente il Presidente della Regione Musumeci, ho sottolineato e ribadito che degli investimenti vanno fatti accuratamente, soprattutto utilizzando il PNRR. Questa è la speranza. Spero che il Presidente finalmente colga questa occasione per portare concretamente a soluzione problematiche che veramente hanno del paradosso. Abbiamo in Sicilia 300 miliardi di acqua di metri cubi d'acqua che va al mare, ma è possibile ancora resistere in queste condizioni in annate siccitose anche come questa e soprattutto come questa? La speranza è, speriamo che ce la caviamo. Le risorse sono poche spese. Speriamo che ce la caviamo. Le risorse sono poche spese del PNR sull'acqua. Oggi c'era una statistica, specialmente nel sud, questo è un grave fatto. Non è una novità. Se pensiamo per un attimo che 6 progetti del PNR in Sicilia sono stati tutti bocciati perché ritenuti non conformi a quelle che erano le strategie, sono le strategie. Oggi giornata mondiale dell'acqua. La Sicilia è la regione dove viene maggiormente sprecata. Francesco Milano. Oggi, 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, dedicata quest'anno all'importanza delle falde acquifere. I dati Istat sulle infrastrutture idriche rivelano una situazione drammatica per la Sicilia. L'isola è infatti la regione in cui si registra il maggior spreco di acqua, legato soprattutto alle criticità degli impianti, a problemi di misurazione o ad allacci abusivi. La Sicilia detiene il record di capoluoghi di provincia che nel corso del 2020 hanno fatto ricorso al razionamento, 11 in Italia di cui 7 siciliani, tutti nel Mezzogiorno. Siracusa, a cui seguono Messina e Catania, è in testa alla classifica regionale e quarta in quella nazionale.
perché il 67,6% di acqua immessa nella rete idrica non arriva agli utenti finali. Nonostante ciò non ha avuto bisogno di ricorrere al razionamento idrico, cosa che invece hanno dovuto fare Agrigento e Trapani, province in cui, secondo l'Istat, l'erogazione dell'acqua è stata sospesa o ridotta in tutti i giorni dell'anno, con turni diversi di erogazione estesi a tutta la popolazione residente. Una situazione questa che il governo nazionale cerca di risolvere con lo stanziamento di fondi già previsti dal PNRR. I finanziamenti ammontano a più di 1 miliardo, messi a disposizione tramite il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero per il Sud. Questi fondi serviranno alla riqualificazione e al rafforzamento delle infrastrutture idriche nazionali, con un'attenzione particolare a quelle del Mezzogiorno. La prima di una 3 giorni dedicata alla legalità, organizzata dall'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle. I giovani alunni hanno potuto ascoltare le testimonianze di chi da anni è in prima linea nella lotta alle mafie. Francesco Milano. Siamo con Annarita Gangaros, dirigente dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello. L'uomo oltre il ruolo è il titolo della giornata di oggi dedicata alla legalità. Perché questo titolo? Per ricordare 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio. In realtà oggi si apre per la nostra scuola un'intera settimana dedicata alla legalità, una settimana che attraverso manifestazioni, convegni e varie performance porterà i ragazzi a vivere direttamente un argomento sempre attuale, quale è quello della legalità. Oggi in particolar modo avremo degli autorevoli ospiti, quali Salvatore Borsellino, che racconterà la storia del fratello, avremo l'onorevole Piera Aiello, che racconterà la sua stessa storia di donna che coraggiosamente ha deciso di cambiare quello che era il suo destino segnato, e avremo anche il giudice cardinale che racconterà la storia di giudici agrigentini, soprattutto quella di Livatino. Non solo, abbiamo anche autorità locali, quindi il sindaco, ma anche il commissario della polizia e comunque tutte le forze dell'ordine che daranno testimonianza del loro impegno quotidiano per difendere la legalità e la giustizia. Come si sono preparati gli alunni in vista di queste giornate? Si sono preparati attraverso delle domande chiaramente da sottoporre agli ospiti, ma non solo quello. Abbiamo anche organizzato un recital grazie alla regia di Renato Terranova, abbiamo preparato dei cineforum, per esempio domani sarà ospite della nostra scuola Gero Tedesco che presenterà direttamente il docufilm sulla storia di Stefano Pompeo, ma tanti altri film che coinvolgeranno i nostri alunni. E soprattutto sento di ringraziare anche Piero Sicurelli che ha coordinato insieme a noi questa settimana in rappresentanza del movimento Agende Rosse gruppo di Agrigento Rosario Livatino, quindi è stato un bel lavoro di squadra che ha coinvolto i ragazzi quotidianamente per partecipare da protagonisti attivi in questa lotta alle criminalità, soprattutto in un momento tragicamente segnato dalla guerra che sta vivendo l'Europa. Quanto è importante per lei formare le nuove generazioni alla legalità e alla lotta alla criminalità? È chiaro che la scuola non può essere solo esclusivamente didattica, l'ho detto all'inizio del convegno, perché la scuola deve essere anche cucina di vita. È necessario che i ragazzi comincino dalla scuola a capire il rispetto delle regole, perché basta cominciare a rispettare le regole fin da ragazzi e creeremo una società migliore. Il rispetto delle regole è importante, da quella più piccola, che è quella di non sporcare per strada, fino a quella più importante nel rispetto delle altre persone. Formare i ragazzi è effettivamente molto importante, è da loro che si costruisce una società migliore, e per questo questa settimana della legalità non fa altro che rimuovere le coscienze dei ragazzi, che pur essendo ancora piccoli però saranno la classe dirigente dei prossimi anni. Siamo con Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d'Appello di Caltanissetta. Presidente, quando c'è ancora da fare nella lotta e nel contrasto alle mafie, e perché è importante partire proprio dalle nuove generazioni? La constatazione di base è che la mafia non è stata eliminata. Lo Stato ha ottenuto grossi e grandi successi, ma non è riuscito a eliminare la mafia, perché la mafia nasce, cresce e si alimenta
attraverso tutta una serie di fattori che esulano molto spesso dalla competenza delle forze di polizia e della magistratura. Allora bisogna creare innanzitutto una coscienza della legalità, e in questo percorso un posto importante evidentemente ce l'ha la scuola. La scuola e la famiglia rappresentano i due siti in cui l'uomo, il bambino, inizia a socializzare, inizia a conoscere i diritti e i doveri, inizia a conoscere la realtà. Ben venga quindi un'iniziativa come quella odierna, che in una settimana tratterà da parte della scuola di Portoemberga i temi della legalità e della giustizia. Quali sono gli strumenti che hanno i magistrati nel contrasto e nella lotta alle mafie? Gli strumenti sono quelli che ci ha dato Giovanni Falcone allorché era al Ministero della Giustizia. Si deve a lui l'introduzione di tutta una serie di disposizioni normative e di disposizioni regolamentari che hanno consentito alla magistratura e alla forza di polizia di ottenere risultati che in altri tempi sarebbero stati impensabili. In questo momento corriamo un grosso pericolo. Si sta cercando di smantellare, non so se volontariamente, intenzionalmente oppure involontariamente, colposamente, il sistema Falcone, con tutta una serie di concessioni, tutta una serie di previsioni che minano alla base tutti quegli istituti che Giovanni Falcone aveva creato. Quindi è compito del Parlamento, è compito dell'opinione pubblica, è compito della collettività evitare che ciò accada, pur nel rispetto di principi che ci derivano, e in direttive anche, che ci derivano dall'Europa, ma che devono essere modulate in rapporto alla situazione e alla realtà italiana. Pretendere che il mafioso che non si è pentito ritorni nella società e non delinque è proprio un'utopia. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi, martedì 22 marzo, la riduzione delle accise sui carburanti nei distributori di tutta Italia. Si tratta della riduzione di 25 centesimi delle imposte applicate sui carburanti. Il taglio del prezzo ha un termine di scadenza tra 30 giorni. Tuttavia potrà essere prorogato fino al 31 dicembre con appositi provvedimenti ministeriali. La legge prevede anche una norma finalizzata ad aiutare lavoratori che usano mezzi propri per recarsi al lavoro, i buoni benzina fino a 200 euro, che i datori di lavoro assegnano ai propri dipendenti e che non concorreranno al reddito, quindi non saranno tassati. È valido fino al 31 dicembre l'aumento del tetto ISE e del bonus bollette previsto adesso per le famiglie che hanno un indicatore fino a 12.000 euro all'anno. L'aiuto per le famiglie si applicherà dal prossimo 1 aprile. Estorsione e spaccio di droga tra Balestrate e Partinico. 9 arresti. C'è il servizio. Spaccio di droga ed estorsione. Con queste accuse 9 persone sono state arrestate al termine di una operazione messa a segno dai carabinieri tra Partinico, Alcamo e il Torinese. L'indagine è condotta da marzo 2019 a settembre del 2020 è partita dopo un incendio doloso in uno stabilimento balneare di Balestrate. Oltre ai 9 arrestati ci sono 2 persone alle quali è stato applicato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le attività degli investigatori, spiegano, del comando dei carabinieri hanno consentito di far emergere la presenza nel territorio balestratese e nei comuni limitrofi di 2 gruppi criminali attivi nell'approvvigionamento e nella commercializzazione di sostanze stupefacenti. Questi gruppi, sulla scorta dei gravi indizi raccolti, avrebbero gravitato attorno alle figure di 2 degli arrestati di oggi, che in concorso con altre persone destinatarie del provvedimento cautelare sarebbero stati operativi, uno nello spaccio di cocaina e l'altro nello spaccio di marijuana e altre droghe. Gli indagati inoltre avrebbero utilizzato anche un linguaggio criptico per comunicare tra loro cessione e forniture di sostanze stupefacenti nel vano tentativo di eludere le captazioni telefoniche o ambientali. I carabinieri hanno anche documentato un episodio che allo stato appare di natura estorsiva, consistente in reiterate minacce da parte di uno degli indagati nei confronti di un uomo per costringerlo a saldare un debito maturato per l'acquisto di alcune dosi di stupefacente.
Le attività di indagine coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo avevano infatti già portato nel febbraio di 2 anni fa all'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto che sulla base delle risultanze investigative in concorso con altre persone avrebbe pianificato un'azione di fuoco contro un uomo debitore nei suoi confronti di una somma di circa 45.000 euro come corrispettivo per l'acquisto di 1 chilo di cocaina. A Messina la Guardia di Finanza ha sequestrato 1,5 kg di cocaina per un valore di mercato di oltre 250.000 euro in transito dagli imbarchi e ha arrestato 3 persone in 2 distinte operazioni. Vediamo. Oltre 1,5 kg di cocaina in transito dagli imbarchi di Messina sono stati sequestrati in 2 distinte operazioni dai finanzieri del comando provinciale con l'ausilio delle unità cinofile. Le Fiamme Gialle hanno anche tratto in arresto 3 soggetti ritenuti responsabili dell'illecito traffico di narcotico. In particolare nella prima operazione, grazie al fiuto del cane antidroga, durante un controllo di un'auto appena sbarcata dalla costa calabra, le Fiamme Gialle del gruppo di Messina hanno rinvenuto un panetto contenente mezzo chilo di cocaina, trasportato all'interno della borsa di una giovane donna che accompagnava il marito alla guida del mezzo. Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, entrambi gli indagati sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Nell'ambito della medesima intensificazione dei controlli alla Rada San Francesco di Messina, qualche giorno dopo i finanzieri del gruppo peloritano hanno fermato un'altra donna alla guida della sua auto e su segnalazione delle unità cinofile rinvenivano un panetto da oltre 1 chilo di cocaina occultato nel vano motore dell'auto. Le successive attività di perquisizione presso l'abitazione dell'indagata, domiciliate nella fascia tirrenica messinese, hanno consentito di rinvenire altri 40 grammi di sostanza stupefacente e 4.300 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività illecita e quindi posta a sequestro. Anche in questo caso, salve diverse valutazioni giudiziarie nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza, la donna è stata tratta in arresto e associata alla locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il complesso quantitativo di droga sottoposto a sequestro, opportunamente miscelato con altre sostanze da taglio, avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio della provincia oltre 250.000 euro. Iniziativa dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle in tandem con la Chiesa Evangelica, raccolti generi alimentari, farmaci e indumenti per il popolo ucraino. Arturo Cantella. Ci troviamo qui presso il Palamel di Porto Empedocle, dove un centro di raccolta si sta attivando. Partirà un pullman carico di beni di prima necessità. Parliamone con il sindaco che ha coordinato tutta l'iniziativa. L'iniziativa nasce dalla necessità da parte della Chiesa Evangelica e anche dell'amministrazione di creare un punto di aggregazione per quanto riguarda la guerra in Ucraina, quindi abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione il palazzetto per la raccolta di tutta una serie di viveri, di vestiario, di medicinali da inviare in Ucraina. È chiaro che si tratta di una grande sfida che i ragazzi hanno messo in campo, mi sembra che ci sono riusciti grazie anche all'aiuto della città di Porto Empedocle. Va detto che la città si è mossa in questo senso e quindi abbiamo avuto l'opportunità di avere oggi, come vedete, diversi pallet che partiranno da qui a breve. Ecco, il coordinamento per la partenza di questi beni come avverrà praticamente? Per questo tecnicamente adesso sarà qui presente a spiegarvi come avverrà il carico del materiale e poi l'arrivo al confine con l'Ucraina. Volevo però sottolineare che oltre a questa manifestazione e a questa raccolta di viveri, di medicinali, ci sono state anche altre manifestazioni come la partita per la pace in Ucraina, come la messa di domenica scorsa che è stata celebrata presso la parrocchia di Ciuccava, perché oggi l'importante è quello di far capire a chi governa l'Europa che c'è necessità di pace. Pace ovunque, soprattutto in questo momento in Ucraina, e non dimentichiamo che oggi la guerra l'abbiamo nel cuore dell'Europa e quindi è necessario che tutti insieme facciamo un grande sforzo, quello di fare in modo che la pace si affermi.
Tante le associazioni che hanno contribuito a questa donazione, tra i tanti lei. Sì, io faccio parte dell'associazione Salvati per Servire e tramite la Chiesa Evangelica dei Fratelli di Porto Empedocle, che siamo due responsabili, io e il fratello Enzo Adorno, che in questo momento non si trova qui. Noi subito ci siamo attivati per prodigarci per questa emergenza, perché l'abbiamo sentita veramente come con tutto il cuore, perché abbiamo sentito questa urgenza, questo bisogno di poter aiutare queste persone che si trovano veramente in gravi difficoltà, e attraverso, devo dire, un cuore solidale grande del paese di Porto Empedocle, attraverso il nostro caro sindaco che subito ci ha messo a disposizione anche questo luogo per poter fare un centro di raccolta di prime necessità, alimenti, vestiario, giocattoli, farmaci, pannolini, coperte, piumoni, c'è tutto quello che può servire per aiutare queste persone. Oggi alle 18 arriverà un tir che sarà riempito proprio tutto per partire direttamente per l'Ucraina. Come destinazione arriverà proprio attraverso la Romania, proprio ai confini dell'Ucraina, sì, dove ci saranno dei centri di smistamento e poi, diciamo, saranno distribuiti nei centri di accoglienza in questo momento. Bene, qui abbiamo anche delle testimonianze, abbiamo due testimonianze di due ucraine, ecco, presentatevi. Natalia, sono Natalia, mia sorella Olga, e siamo molto grati per il vostro aiuto e il vostro supporto. È molto importante per noi e per tutti gli ucraini che sono rimasti in nostro paese. Natalia, questa permanenza qui a Porto Empedocle da cosa è dovuta? Ecco, dov'è che ti sei recata, come ti trovi? Ecco, raccontaci un po' di questa esperienza che stai vivendo qui e tua sorella a Porto Empedocle. Tutto a posto, tutto molto bene, tutti genti e molto gentili con noi, e grazie tanto per tutti, per il vostro aiuto personalmente a noi. Da dove vieni, da dove venite esattamente? Da Kiev, capitale. Ecco, come si vive questo momento che per ora voi vedete anche attraverso le immagini televisive, e se avete lasciato qualcuno lì? Sì, i nostri genitori sono rimasti lì, situazione davvero molto difficile in Ucraina. Sorry, I don't speak Italian, but I want to tell thank you very much for all what you making for us and for our people. We really need help now. Thank you very much, and I hope one day you will visit independent and very nice our country, Ukraine. It's very beautiful, really a very beautiful country, and we need to be free. Tanta è la solidarietà che sta arrivando da tutta la provincia di Agrigento. Sono partiti già diversi pullman pieni di merce che rientreranno con diversi tuoi connazionali. Ecco, questo è bello. Vi aspettavate questa grande solidarietà della nostra città, della nostra provincia, ma non solo, anche di tutta la Sicilia? Sì, siamo molto grati per tutto questo aiuto. Grazie tanto. Acquistati 7.500 euro di farmaci dall'associazione di volontariato A Cuore Aperto presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo. Sono stati caricati sull'autobus partito da Montevago che prosegue il suo viaggio verso la Polonia. Vediamo. Sono stati già caricati sul bus della missione Un Cuore per l'Ucraina a Napoli 7.500 euro di farmaci acquistati dall'Associazione di Volontariato A Cuore Aperto presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, medicine che si aggiungono a quelle caricate sul bus umanitario già partito ieri da Montevago e che sta proseguendo il suo viaggio verso la Polonia, dove a bordo saliranno una quarantina di profughi che saranno accolti nel piccolo centro bellicino grazie ai cittadini che hanno messo a disposizione gratuitamente delle abitazioni autonome. Questa è un'iniziativa che è nata alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina, e attraverso amici e contatti in Polonia e anche in Ucraina abbiamo pensato
di organizzare un viaggio sia per portare farmaci soprattutto e cibo, e poi per portare a Montevago dei ucraini, e abbiamo aderito come associazione all'iniziativa del Comune di Montevago, e a cui hanno partecipato anche altri comuni di Ribera, Burgio e comuni del territorio, e alle associazioni di tutto il territorio, per portare queste persone in Sicilia temporaneamente. Abbiamo avuto la generosità dei montevaghesi che hanno offerto gli appartamenti gratuitamente, quindi noi li ospiteremo, provvederemo alle loro esigenze e mi auguro presto, quando la guerra finirà, li riporteremo in Ucraina per farli ricongiungere alle loro famiglie. Uno dei miei contatti è un funzionario che si trova a Sumi, è una città proprio al confine con la Russia. Mi hanno chiamato dicendo che non hanno nell'ospedale neppure un'aspirina, non hanno l'insulina per i bambini, non hanno assolutamente niente, quindi mi hanno strapregato di portare farmaci. Per questo l'associazione ha comprato 7.000 euro di farmaci a costo, diciamo, di distributore. Di questi 7.000 euro, 5.000 euro sono stati donati da una società di formazione di Santa Margherita, e inoltre molti farmacisti, molti altri medici, altre persone hanno portato a Montevago dei farmaci che noi porteremo. Quindi un po' di cibo, un po' di necessità per i bambini, però fondamentalmente farmaci, servono farmaci, quindi in questo momento farmaci oltre antibiotici, antidolorifici, anche bende per le ferite, cioè tutto quello che può servire a persone che sono state ferite o che vengono dalla guerra. Onestamente non pensavo che alla mia età dovessi essere testimone di una guerra ancora nel mondo, il mondo può essere distrutto in un attimo, quindi non pensavo che ci potessero ancora essere guerre di questo tipo, però io mi sono detto che in questo momento noi dobbiamo assolutamente aiutare queste persone. Poi le cause quali sono eccetera è un problema che al momento non mi riguarda, ci sono coloro che sono esperti di questi argomenti, però io sono essendo un medico, quando c'è un problema io devo intervenire a risolvere il problema, poi il resto si vedrà, e quindi mi auguro che questa guerra finisca presto. Partiti i 2 pullman con destinazione Ucraina della Fortitudo Basket e dell'associazione Agire Insieme. Vediamo. La Fortitudo Agrigento è la prima e forse unica società di basket in Italia a fare un'operazione solidale del genere. Quanto è importante, quanto è stato difficile organizzarla? Diciamo che come società ci siamo sempre contraddistinti dalle altre. Diciamo, durante il Covid già avevamo fatto una raccolta per aiutare i nostri concittadini attraverso la Fondazione Agire Insieme e sempre la Moncada Energy. Oggi ci ritroviamo a fare effettivamente quello che facciamo ogni giorno, giocare di squadra ed aiutare soprattutto persone con cui collaboriamo quotidianamente, essendo che ormai siamo tutti globalizzati, quindi siamo tutti cittadini nel mondo e ci sentiamo in dovere di farlo. Quindi per noi è semplicemente una partita da vincere insieme. La destinazione qual è? La destinazione innanzitutto è quella di aiutare il più possibile qua da noi queste persone e sperare che la guerra finisca il prima possibile ed aiutarli poi successivamente nel loro territorio. Destinazione Polonia quindi, e poi l'autobus carico di beni? Sì, allora la destinazione arriviamo in Polonia, dopo successivamente scarichiamo tutto il materiale lì, faremo un controllo della documentazione dei ragazzi ucraini che verranno qua ad Agrigento. Ci sono già diverse famiglie che si sono rese disponibili per ospitare le donne e i bambini che arriveranno,
dove non ci sarà, dove ci sarà lo scoperto, diciamo, sarà a spesa della Fortitudo e della Moncada Energy trovare un alloggio e vitto. Un'operazione solidale importante, quella della Moncada Energy Group e della Fortitudo Agrigento, parte il primo pullman per la Polonia. Sì, sicuramente è un atto che ci viene sicuramente dal cuore, è qualcosa che materialmente abbiamo fatto anche nel passato ed è una goccia nel deserto in merito a a quello che sta succedendo in quell'area e quella popolazione. Sicuramente ci sentivamo di doverlo fare e lo abbiamo fatto. Il popolo agrigentino, siciliano, ha risposto bene, una raccolta molto ampia. Devo essere sincero, inizialmente è partita un pochettino freddina la raccolta, però poi ho visto che si è molto, incrementata in maniera veloce e questo mi ha fatto sicuramente piacere e anche emozionare non da poco. Devo ringraziare anche, come dicevo, il sindaco di Realmonte, non so se è stato lui il promotore o associazione dell'area, che materialmente ci hanno mandato un bel po' di merce ieri durante la partita. È stato veramente la chiusura di questa raccolta che è stata veramente proficua. Ecco. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il consigliere comunale di Agrigento, Mario Fontana, si è reso promotore del progetto Terre di Fauma e spiega: il territorio denominato Terre di Fauma deve avere l'attenzione che merita, considerata l'elevata concentrazione di aziende nella zona e l'enorme potenziale dal punto di vista turistico ed enogastronomico. L'idea quindi è quella di creare un percorso turistico e enogastronomico che punti alla valorizzazione della bellezza straordinaria del luogo, nonché alla promozione di tutti i prodotti locali considerati da sempre di elevatissimo pregio. Il comune di Realmonte domani 23 marzo accoglierà la reliquia del Beato Rosario Livatino. Vediamo. Giorno 23 e 24 marzo ci sarà la reliquia del Beato Livatino a Realmonte. In questa occasione il Comune, la Parrocchia San Domenico e l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte hanno fatto squadra, hanno deciso di fare una manifestazione dal titolo Giustizia e pace si baceranno, tratto da un salmo che non solo ci farà riflettere sull'importanza, sul ruolo, sulla persona magistrato del Beato Rosario Livatino, ma anche su un tema attualissimo che è la pace, in un momento in cui in Ucraina si sta assistendo a un vero e proprio martirio. Il Comune, come sempre, ritiene che fare squadra faccia la differenza, soprattutto in momenti così importanti, così significativi per un'intera comunità. Insieme alle istituzioni, alla sindaca e alla dirigente Fazzi, abbiamo pensato di fare 2 giorni dedicati sulla giustizia e sulla pace. Avremo in mezzo a noi la reliquia del Beato Rosario Livatino e la camicia insanguinata del giorno del martirio. Avrà un significato fondamentale. Vogliamo iniziare questo tempo, è il tempo della primavera, quindi, come dicono i padri della Chiesa, il sangue dei martiri è il seme dei cristiani, dei primi cristiani, quindi vogliamo vivere un tempo di grazia, che questa reliquia possa essere un messaggio soprattutto ai giovani per costruire una nuova civiltà. Stiamo vivendo la pandemia, abbiamo anche la guerra in Ucraina, che il Beato Livatino possa aiutarci a scoprire la bellezza delle beatitudini. Quindi questo è l'augurio di questi 2 giorni. Faremo anche un bel pellegrinaggio giorno 24, partendo dalla piazza per arrivare alla Scala dei Turchi, e lì celebreremo la Santa Messa, e alla sera poi ci sarà una proiezione dell'immagine del Beato Livatino e anche la proiezione delle nazionalità diverse, quindi per dare un messaggio di pace. Lo slogan di questi 2 giorni sono
giustizia e pace si baceranno, quindi l'augurio è proprio che ci sia pace con la giustizia che possa regnare in questo tempo particolare e delicato. La scuola sarà presente e all'accoglienza della reliquia del Beato Livatino. Per noi è un simbolo molto importante per il valore che rappresenta soprattutto nella formazione dei nostri ragazzi. In un percorso trasversale di educazione civica tutti i bambini saranno coinvolti, dai bambini della scuola materna, quindi della scuola primaria, e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il tema giustizia e pace si baceranno, tratto da un salmo e che fa parte poi dell'inno scritto in occasione della beatificazione di Livatino da un nostro sacerdote, un giovane sacerdote, Don Giovanni Gattuso. È stato tratto appunto questo tema ed è diventato anche lo spunto per riflessioni sui temi importanti che oggi coinvolgono l'intera società. Finita quota 100, in Sicilia calano i pensionamenti nella scuola, sono posti in meno per chi vuole tornare dal nord. Vediamo. Crollano i pensionamenti dei docenti siciliani nel 2022 senza la possibilità offerta da quota 100. Gli insegnanti che dal prossimo mese di settembre potranno lasciare la cattedra si riduce drasticamente e con questi anche le possibilità di trasferimento verso la Sicilia dei tanti che ancora lavorano nelle regioni del nord, della Toscana e del Lazio. Anche le chance di immissione al ruolo dei precari siciliani si riducono. Nei giorni scorsi a chiusura dei termini per presentare domanda di pensionamento il Ministero dell'Istruzione ha fornito ai sindacati i primi dati raccolti. In Sicilia rispetto allo scorso anno gli insegnanti che hanno presentato l'istanza per passare la mano sono 2.383. Nel 2021 lo stesso dato presentava oltre 1.000 richieste in più, 3.685, meno 35,3%. La differenza è dovuta all'impossibilità di lasciare il lavoro con quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi per il solo 2022-2023 in attesa della riforma delle pensioni. Il governo Draghi ha autorizzato quota 102, 38 anni di contribuzione e 64 anni di età, restringendo di parecchio la platea di coloro che potevano avanzare la domanda. In alternativa sono tornate in vigore le disposizioni della legge Fornero, 37 anni con almeno 20 di contributi oppure 42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne di anzianità contributiva. Nell'isola le istanze di pensionamento, che dovranno ancora passare il vaglio dell'INPS che verificherà il possesso dei requisiti, quasi si dimezzano per i docenti della scuola media, meno 41%, e per i colleghi delle superiori, meno 40%. Per la scuola dell'infanzia e la primaria il calo è più contenuto, 13% nel primo caso e 31% nel secondo, dati quelli di docenti che libereranno la cattedra per aggiunti. Dati quelli di docenti che libereranno la cattedra per raggiunti limiti d'età, che vengono attesi in particolar modo dai docenti che aspirano a rientrare in Sicilia dopo anni di servizio al nord e dai supplenti che aspirano alla cattedra stabile. La conta dei docenti che hanno presentato la domanda è uno dei primi passi assieme alle iscrizioni per organizzare il prossimo anno scolastico. Fuori sede precari per valutare le possibilità che avranno di avvicinarsi a caso di coronare il sogno dell'assunzione dovranno attendere infatti la formazione degli organici da parte del Ministero e i passaggi successivi. I posti lasciati liberi dai pensionati verranno comunque assegnati in prima battuta a coloro che avranno richiesto di cambiare scuola, iniziando dai movimenti all'interno del comune e procedendo verso l'esterno. I trasferimenti tra province diverse arriveranno all'ultimo. Una quota verrà riservata alle immissioni in ruolo che arriveranno successivamente tra luglio e agosto, e con meno pensionamenti le opportunità chiaramente si riducono per tutti. Al Teatro Pirandello di Agrigento andrà in scena sabato prossimo alle ore 20:30 e replica domenica 27 marzo alle 17:30 lo spettacolo dal titolo Viva la Vida su Frida Kahlo. Vediamo. Il 27 e il 28 marzo saremo da voi con questo spettacolo che ha tanto successo in tutta Italia, Viva la Vida, su Frida Kahlo, ed è con me anche Lavinia Mancusi, che è una cantante straordinaria che interpreta Chavela Vargas, che è stata l'ultimo amore di Frida,
e anche Veronica Bottigliero che mi dipinge sul corpo, è una body painter, quello che Frida dipingeva sul proprio corpo nei quadri. È uno spettacolo che è appunto un inno alla vita, come dice il titolo, ma soprattutto parla di una grande forza di rinascita, di resurrezione di cui abbiamo tanto bisogno. Buona stagione teatrale. Sport, calcio, eccellenza. Dopo la vittoria sulla Don Carlo Misilmeri, l'Akragas domani giocherà il derby contro la prima in classifica, il Canicattì, squadra della quale l'attuale mister acagrantino Nicola Terranova è stato tecnico. Il big match, contrariamente a quanto anticipato, si svolgerà a porte aperte a Ravanusa. Il servizio di Carmelo Lentini. E venne il giorno dello scontro finale tra le due big del campionato di eccellenza Girone A. Canicattì ed Akragas infatti si ritroveranno di fronte con i giochi praticamente quasi chiusi per la promozione in D. Alla compagine biancorossa manca solo la certezza matematica. A 5 gare dal termine con 8 punti di vantaggio ed una gara da recuperare con la Mazzarese. Discorso diverso per i cugini biancazzurri che invece oramai ambiscono al mantenimento della seconda poltrona. Ecco perché la posta in palio rimane alta. Infatti con un pareggio rimarrebbe tutto invariato e per avere la certezza di approdare in D al Canicattì basterebbero 4 punti. In caso di vittoria biancorossa invece mancherebbe solo un punto e quindi è fatta. Discorso diverso per l'Akragas che deve fare il possibile per evitare la sconfitta, perché dietro si aprirebbe un'autentica bagarre. A parte Terranova ci sono anche altri ex in biancorosso come Desiderio Garufo, Filippo Caternicchia, Salvatore Trepiedi. Quest'ultimo non sarà della partita perché è squalificato. Un team di giocatori ben disposto in campo da Calogero Banfatto, un emergente che ha dimostrato di essere tra i tecnici più preparati della categoria. I gol subiti sono 11, 54 quelli segnati e l'attuale migliore marcatore è Iraci con 10 reti realizzati. In sintesi il Canicattì ha la migliore difesa e il migliore attacco. Nella gara di andata giocata all'Esseneto, l'Akragas si impose con il più classico dei risultati 2-0 con reti di Gambino e Tuniz. Si conosce la terna arbitrale che dirigerà questo match clou di domani pomeriggio a Ravanusa, quasi sicuramente a porte chiuse. Si tratta di Stefano Giordano di Grosseto, il quale verrà assistito da Franz Joseph Grasso di Aciriale e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani. Per quanto riguarda le altre gare in programma, importante gara si gioca a Misilmeri, dove la locale compagine di Utro sfida Lenna, appena entrato nella zona playoff. Tiscione e compagni vorranno vendicare la sconfitta subita dal Seneto. Delicata gara anche per la sopravvivenza si gioca a Monreale, dove ospita il Marsala. Chi perde affonda e non è un caso che sia stato chiamato un arbitro proveniente da Tivoli. Si tratta di Giuseppe Morello. Brutta gatta pelare invece per il Casteltermini che ospita in casa il battagliero Oratorio Marineo. I ragazzi di Pino La Bianca sono obbligati a interrompere la serie negativa. L'Unitas sciacca cerca il colpaccio a Palermo con il CUS, la compagine saccense si trova a 2 punti dalla zona playoff e tentare l'inserimento non è impossibile. Gara difficile per il Pro Favara che al Brucoleri ospita il Mazzara. La squadra favarese è obbligata a vincere per mantenere l'attuale posizione di classifica che la vede attualmente al 4° posto. Completano questo infrasettimanale Castellammare Nissa e Mazzarese Parbonfalla. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.